speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle ormai imminenti elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite, la senatrice Laura Puppato, ben trovata. Buongiorno a voi. Laura Puppato, che lo ricordo, è candidata per il Partito Democratico, la coalizione di centrosinistra, al Senato nel collegio uninominale di Castelfranco Montebelluna, della Castellana e del Montebellunese, per quel che riguarda la provincia di Treviso e poi anche della provincia di Belluno, e il collegio comprende anche parte della provincia di Venezia, un collegio senatoriale esteso dal nord fin quasi al centro-sud del Veneto, insomma, diciamo così, e poi è candidata anche nel collegio plurinominale, anche questo molto ampio, delle province di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Laura Puppato, si parla molto del tema giustizia e in particolare uno degli aspetti che più tocca i cittadini è quello della cosiddetta microcriminalità, dei reati contro il patrimonio, furti, rapine, quindi andiamo già su reati più gravi, quelli che magari toccano proprio più da vicino i cittadini, e che sono anche quelli, tra l'altro, che aumentano il senso di insicurezza percepita. Ecco, come governo avete agito in questo senso? Sì, è una domanda importante questa, perché quando si parla di sicurezza alla gente viene in mente in effetti il problema dei furti magari in casa, o piuttosto la paura di rapine, la paura di un furto con la presenza di persone in abitazione. Sono reati, come si diceva, sì, contro il patrimonio, ma reati molto fastidiosi dal punto di vista della vita delle persone. Posso dirlo io che ne ho subiti 9 con una rapina, anche se l'ultimo risale a 15 anni fa, e me li ricordo tutti in maniera piuttosto pesante. Bene, è importante far sapere alla gente che il 4 luglio del 2017 è successo qualcosa in questo paese. Abbiamo cioè ampliato di molto, anche in alcuni casi, le pene che sono previsti per coloro che, per i ladri, insomma, e per coloro che si inseriscono nelle nostre abitazioni, modificando la nostra vita, rendendola molto più incerta. Allora, intanto il furto in abitazione, che è il 624 bis del codice penale, ha portato la reclusione, che era prevista da 1 a 6 anni, con una piccola multa di 300 euro, a una reclusione da 3 a 6 anni, quindi ha triplicato la pena che normalmente si affida, diciamo, a chi è per la prima volta imputato di furto, quindi triplicate le pene, con una multa che è anche triplicata, e quindi insomma con un'aggravante, diciamo, importante. Ma non solo. Le circostanze attenuanti, che sono quelle che spesso e volentieri si danno a coloro che si macchiano di questo reato, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla pena risultante in conseguenza di circostanze aggravanti. In buona sostanza, non può essere ridotta di troppo, ecco, la pena che va comminata al responsabile del furto, con una frequenza, diciamo, che insospettisce, che rendeva la cosa molto poco, diciamo, garantista rispetto ai cittadini onesti, per il semplice fatto che se appunto la persona che si macchiava di questo reato non aveva poi dei precedenti così pesanti, quasi sempre con le circostanze attenuanti in qualche modo la si mandava fuori sistematicamente. C'è un aggravio delle pene per tutti i reati contro il patrimonio, cito il 624, che è il furto generico, quindi non il furto in casa ma il furto generale fuori dalle abitazioni. La pena anche in questo caso è raddoppiata da 2 a 6 anni, e il 628, che è uno dei reati peggiori, lo so appunto per esperienza personale avendola subita, la rapina, che passa con una reclusione da 4 a 10 anni, con un forte aumento di pena, e da 5 a 20 anni, quindi quando concorrono più circostanze, ovvero se le circostanze
concorrono rispetto ad altri reati. Quindi sostanzialmente un aggravio di pene molto importanti, arrivando poi all'estorsione dove la pena è addirittura da 7 a 20 anni. Era il massimo che si poteva prevedere in considerazione del fatto che, come noto, nel nostro paese non vige l'ergastolo e vige l'ergastolo, non vige di fatto l'ergastolo neanche per gli omicidi, nel senso che purtroppo c'è una riduzione di pena molto importante che arriva intorno ai 20 anni per coloro i quali si macchiano anche di reati contro la persona e non soltanto contro le cose, quindi evidentemente se facciamo un paragone dovevamo stare all'interno di parametri che non superassero per il danno alle cose il valore della persona umana. Però è un significativo avanzamento che insieme con gli aumenti che abbiamo dato, gli aumenti contrattuali che proprio in questi giorni abbiamo dato alle forze dell'ordine, finalmente, devo dire, dopo 12 anni in cui non si rinnovava il contratto delle forze dell'ordine, con le 10.000 assunzioni che abbiamo previsto già a partire dal prossimo anno tra forze dell'ordine intese come carabinieri, naturalmente guardia di finanza, polizia stradale e guardie carcerarie, credo che noi crediamo ad una giustizia vera, non quella naturalmente che rende insicure le persone facendosi giustizia da sé come nel Far West. E credo che ci stiamo arrivando molto vicini. Ecco, Laura Pupato, lei ha toccato tra l'altro uno dei temi che forse, come dire, alimenta di più anche l'insicurezza, anche una certa frustrazione da parte dei cittadini, ma anche delle stesse forze dell'ordine che spesso dicono sì, noi lavoriamo, magari arriviamo anche a prendere questi malviventi, però dopo poco questi sono fuori. Lei accennava al tema delle riduzioni, degli sconti di pena, dei Non più patteggiamenti. applicabili. Ecco, certamente in alcuni casi sono delle misure anche per facilitare, come dire, la macchina giudiziaria. Si è forse esagerato in questi sensi, bisogna magari rivedere qualcosa, perché poi giustamente i magistrati dicono beh, ma noi applichiamo la legge, quindi deve essere il Parlamento nel caso a rivedere le normative. Da luglio dello scorso anno obiettivamente la legge è molto più severa. Abbiamo detto che abbiamo raddoppiato e triplicato la pena minima, quindi riducendo sostanzialmente le potenzialità per il magistrato di applicare le attenuanti generiche. Quindi certamente siamo andati, diciamo, a incidere pesantemente sul tema delle pene. Ma guardate, il tema delle pene non è l'unico atto, l'unico strumento che abbiamo in mano per riuscire a ridurre i reati. E voglio subito dire che dal punto di vista proprio della giustizia è forse la realtà dove si misurano in modo obiettivo i migliori risultati. Voglio dirne alcuni, anche perché, come ricordavo qualche trasmissione fa, proprio il presidente dei magistrati del Veneto, insieme con la presidente della Corte dei Conti, ha ringraziato, ed è incredibile questo perché non succede da molti e molti anni, ed ha dato atto al governo, in particolare al ministro Orlando, di aver finalmente fatto ciò che da 20 anni si attendeva. Allora voglio dare alcuni dati. Innanzitutto, per quanto riguarda il record di detenuti, voi sapete che noi eravamo puniti dall'Europa anche perché tenevamo fino al 200% di sovraffollamento nelle carceri. Ebbene, oggi siamo arrivati ad una obiettiva riduzione per cui il massimo, diciamo, nelle carceri è il 114%. Abbiamo ancora qualche punto superiore al limite del 100, ma stiamo anche realizzando nuove carceri. La giustizia civile nel 2013 registrava 5,2 milioni di affari pendenti, quella penale era già al collasso, e sul fronte del contrasto ai crimini di maggiore rilevanza l'Italia aveva accumulato un ritardo purtroppo che ci stava costando anche delle multe salatissime. Ebbene, abbiamo varato un piano straordinario di assunzioni, bandito il primo concorso dopo 20 anni e avviato le riqualificazioni del personale. Quindi grazie a questa stagione di riforme, in materia penitenziaria sono aumentati i posti disponibili ed è diminuito il tasso di sovraffollamento, ma soprattutto gli affari pendenti presso il Tribunale si sono ridotti del 40%. Siamo a 3,6 milioni rispetto ai 5,2 precedenti. I tempi per la definizione
di un processo sono passati da 547 giorni a 360 e dal 2015 è cominciato a scendere anche il debito per l'eccessiva durata dei processi, che quindi finalmente non paghiamo più su più fronti per la nostra cattiva gestione. Quindi più snello il procedimento penale, ma la cosa più bella, più importante è finalmente il processo telematico, una novità assoluta che ci ha fatto diventare dall'ultimo paese in settore di giustizia ad uno dei più importanti paesi europei che hanno attuato immediatamente il processo telematico e quindi con diciamo questa molto bella operatività che ha permesso effettivamente, come sentite anche dai numeri, e i numeri sono indiscutibili perché sono dati, denunciano per così dire una realtà in cui anche le imprese che vengono in questo paese, che fuggivano da questo paese proprio perché non avevano garanzia di ottenere giustizia in caso appunto di reati, diciamo, o di mancati pagamenti da parte di clienti o di fornitori che dir si voglia, certamente oggi hanno un paese che si avvia a diventare un paese celere e soprattutto in grado di garantire e tutelare la giustizia vera. Grazie allora a Laura Puppato per aver tracciato questo quadro sui provvedimenti relativi alla giustizia, all'inasprimento delle pene, alla certezza della pena e anche su quello che poi sono i prossimi obiettivi. Grazie per essere voi, stata davvero. nostra ospite. Laura Puppato, lo ricordo, candidata per il PD e la coalizione di centrosinistra al Senato nel collegio uninominale della Castellana del Montebellunese, di Belluno e parte della provincia di Venezia, e poi anche nel collegio plurinominale Treviso-Belluno Venezia-Rovigo. Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito. L'invito è con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.